Diciamolo francamente, è stata una farsa, una presa in giro colossale degna della migliore tradizione teatrale partenopea. È inspiegabile il perché Cosenza e Verona non abbiano disputato la partita sabato scorso. Se è vero che il divieto di giocare è legato alle imperfette condizioni del manto erboso, allora perché è stato deciso di far scendere le due squadre in campo per il riscaldamento per oltre 30 minuti? Come mai la società del Verona, che ha diffidato la Lega paventando eventuali infortuni ai danni dei suoi tesserati, ha consentito agli stessi di partecipare alle operazioni atletiche pre-gara? Ora, se il terreno di gioco è inidoneo, lo è sempre, sia per il riscaldamento che per la partita. Ma c'è di più, perché la terna arbitrale, se è vero che aveva già assunto la decisione di non far giocare le due squadre, ha svolto regolarmente il riscaldamento? Una farsa. Guardate questa scena: i calciatori del Verona sorpresi dalle telecamere mentre ispezionano le zolle con attenzione un po' sospetta. Mentre dentro lo stadio andava in scena questa pantomima, fuori dai cancelli migliaia di persone a soffrire sotto il sole cocente. Qui la domanda è d'obbligo: perché non sono state aperte le porte? Perché si è atteso 5 ore prima di comunicare che non ci sarebbe stata la partita? Un mistero, o forse no, perché evidentemente era già stato tutto deciso e i soli a non saperlo erano i tifosi, lasciati fuori dalla struttura, abbandonati come fossero l'ultima componente del sistema calcistico. È un comportamento squallido che offende un'intera comunità, al netto delle responsabilità che pure ci sono e che riguardano i tempi di consegna dei lavori, e forse una colpevole superficialità nel ritenere che tutto fosse in regola. La logica vorrebbe che prima di avventurarsi in messaggi tranquillizzanti andrebbe verificato bene tutto. Ma così purtroppo non è stato. Va detto inoltre che Cosenza e il Cosenza hanno pagato la maggiore presenza scenica del Verona, che evidentemente per carisma e peso specifico è riuscita ad esercitare una pressione tale da ottenere ciò che voleva: non giocare. Resta infine da chiarire se è vero ciò che afferma il presidente della squadra veneta di aver chiesto più volte di spostare in altra data la gara. Anche quest'ultimo passaggio è un mistero. Insomma, una brutta pagina scritta all'indomani della festa per la promozione. Aspettiamo di sapere chi si assumerà la responsabilità per quanto è accaduto, magari spiegando tutti i passaggi della vicenda che non si conoscono, come per esempio le continue riunioni svolte nel chiuso degli spogliatoi.